Sono devastato, completamente devastato. Sono le parole che continua a ripetere Paolo Trame, padre di Giovanni, mentre parla con la nostra troupe al cancello della propria abitazione a Muggia, ricordando la morte del figlio, ucciso dalla madre nella serata di mercoledì. Nessuna intervista davanti alla telecamera, la sofferenza è troppa. Stamattina l'uomo ha ricevuto all'ingresso di casa gli agenti della Polizia di Stato, quelli accorsi sul luogo della tragedia. Per 20 minuti i poliziotti hanno ascoltato la testimonianza di Paolo, che ha ripercorso con dolore i difficili anni della separazione della moglie Olena. Ancora una volta dalle parole di Paolo si evince la drammaticità della situazione familiare. 2 anni fa il figlio aveva anche raccontato di essere stato stretto al collo dalla madre. Ha visto il padre? Ci ha già parlato? L'ho visto, sì, ho parlato un momento, comunque era chiuso nel suo, no? Non lo Sì, conoscevo. veniva qua, sì. Ragazzo tranquillo, educato e basta, altro non ho da dire. Dal fruttivendolo sotto casa dove padre e figlio andavano spesso, ai vicini, in tanti sono stretti nel dolore. E poi la testimonianza di Gloria, l'ex insegnante delle scuole medie di Paolo Trame. I due sono molto legati. Io ho parlato con loro, col papà e col bambino, 4 giorni fa. Erano sereni. E cosa vuole che le dica? Io ho un dolore grande perché avevo il papà come alunno a scuola. È una creatura dolce, un bravo ragazzo, ha tirato su questo bambino con amore veramente. Il bambino era ben educato. È stata una tragedia che mi ha sconvolto. Ho lasciato il mio numero di telefono al papà. Mi deve aver chiamato la sera della tragedia. So che mi è suonato il telefono verso le 11:15 perché gli avevo detto qualsiasi bisogno chiamami. Ho letto sul telefonino Paolo Trame, cioè il nome del papà. Ho detto ma sicuro è scattato il telefono perché non si telefona a quest'ora. Non sapevo ancora che era successa sta storia, no? Difatti ieri mattina sono stata a trovarlo. Il papà era abbastanza tranquillo, sereno, non voleva che la stampa entrasse a casa sua. L'ho abbracciato, gli ho detto Paolo, qualsiasi bisogno mi telefoni, insomma.